In questo video, gli istanti prima della rapina, l'auto 1 bianca arriva, parcheggia sul marciapiede a pochi metri dal market. Poi i malviventi, passamontagna sul volto, scendono dalla vettura. Uno di loro è armato di pistola. Entrano nel negozio e la puntano contro Edda Doro, 81 anni, la titolare e una sua dipendente. Sono attimi di terrore. Com'erano queste due persone? Tutte mascherate, guanti, erano tutti coperti col passamontagna, avevano solo gli occhi fuori. Quanta paura ha preso, signora? Non le dico quanta, non ho dormito stanotte naturalmente, però bisogna andare avanti. Questa mattina Ed è tornata a lavoro, negli occhi ancora quelle immagini, la pistola e il rapinatore che le prende i soldi dalla cassa, non solo. E dopo, quando avevano preso i soldi, mi hanno detto la borsa dei soldi, ma io allora ho detto ma che borsa dei soldi? La borsa, si sono un po' seccati, la borsa dei soldi. Sono andata dentro, ho preso la borsa che ho dentro, che ho sempre dietro. L'ho aperta, ma quello con la pistola mi è venuto dietro e non è che sia rimasto qua. Quando ha visto la pistola, che cosa ha pensato? Ho pensato che non faccio niente, spero che non facciano niente. Un bottino che potrebbe aggirarsi intorno al migliaio di euro. Prima che facessero irruzione i due malviventi nel negozio era entrata una donna, una complice. Era nervosa, ci ha detto Edda, ha preso un pacchetto di sigarette, 2 gratta e vinci e poi è uscita. È probabile che fosse una complice questa ragazza. Certo, perché dopo questo signore che abita qua, che ha le telecamere, le ha guardate ancora ieri sera, ha detto che ha visto che sembrava un ragazzo, ha detto, prima è scesa da questa macchina e è venuta dentro, è venuta a vedere com'era. Capito? Sul posto i carabinieri che stanno ora indagando per identificare i malviventi. Edda ci dice che andrà avanti, ma i suoi occhi cambiano quando pensa a quello che poteva accadere. Stamattina sono venuta un po' più tardi, invece che alle 6 erano le 6:20, ho aspettato che venisse un po' di chiaro e dopo continuiamo come al solito. Bisogna andare avanti lo stesso. Non so per quanto, perché questa roba qua Pensa di chiudere? non so, no, non so, chiudere subito no, però una roba che ti fa un po'. Lascia il segno. Certo.